Tornano nelle piazze venete e italiane le stelle di Natale dell'AIL, una tradizione che a Padova si rinnova da 50 anni. Con l'acquisto di una pianta si darà un aiuto concreto nella lotta ai tumori del sangue, portando speranza ai malati e alle loro famiglie. Una tradizione che dura a Padova da 50 anni, li abbiamo celebrati da poco, e in tutta Italia da 55 anni. Il nostro fondatore, il professor Luigi Zanesco, continua a vivere grazie all'intelligenza, al cuore di tante persone che sono qui oggi, la professoressa Messina, il comitato scientifico, il consiglio di amministrazione, ma soprattutto i 700 volontari solo della provincia di Padova che operano nei banchetti e negli ospedali. Nella sola città del Santo saranno centinaia i volontari che scenderanno in piazza i prossimi 5, 6, 7 e 8 dicembre con i loro banchetti. Siamo invitati a partecipare tutti, come siamo invitati tutti a vivere la bellezza, e ci troviamo in un luogo che parla di bellezza, tutti invitati a vivere la bellezza, e quando si aiuta si fa parte di una grande bellezza. Alla presenza nel Battistero di Padova anche la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, che ha portato la sua vicinanza ai volontari AIL. Questo è un invito che faccio, veramente usare questi 3 giorni, il 6, il 7 e 8 dicembre, di acquistare nelle piazze queste stelle di Natale, perché facendolo diamo una mano a tante persone che hanno un concreto bisogno.